niente meglio esattamente, e da lontano pensa a tutto quanto. Parletto ci si bello quando chiama, accanto da corsa sarà nuova, se ferma la corrispondenza. Ciao bella sto paese, bella Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi è mercoledì 9 agosto. Buona giornata a tutti quanti voi di Barlette a Vest, grandissimi, grandissimi. Siamo tantissimi, grazie, grazie. Una buona giornata, ve l'auguro di vero cuore, ma di vero cuore. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, tipo compleanni, matrimoni, qualsiasi ricorrenza, auguri, 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 senza dimenticare nessuno, qualsiasi ricorrenza, auguri, auguri. E niente, oggi, stamattina ci siamo svegliati con questo bellissimo sole, e quando se ne va Lucifero, quando se ne va che c'è sta crepè, non si dorme proprio, è un letto d'acqua. A me ora i materassi sono ad acqua ora, ma non perché sono ad acqua, perché c'è tutti uso d'oro nusto, mamma mi è cambiato 3 volte il lanzolo in 4 days, in 4 giorni 3 volte, mamma mia, che bel sole. E niente, stamattina siamo alle 7:19 e sono appena 28 gradi e mezzo. C'è un po' di freschetto in più. E poi stamattina abbiamo visto una cosa che vediamo noi barlettani raramente, ma raramente, però oggi chissà perché l'abbiamo vista. Volete sapere di che cosa sto parlando? E ora vi faccio vedere. Spero che ci sono ancora, perché l'ho visti prima. Vediamo. Sì, ci sono. Ecco qua. I signori della Barça. Sì, sei in diretta, sei in diretta. Su Barlette Aves sei in diretta. Sì, non ti preoccupare, buon lavoro. Vedi, finalmente stanno lavando i marciapiedi, è una cosa che, grazie a Dio, ogni tanto la Barça si ricorda di farla. Ecco perché. Ciao Paola, ciao. C'è dall'Olanda Paola, la grande Paola. Fa freddo, Paola, lì c'è. Tuo figlio ti aspetta. Una buona giornata a tutti quanti voi. Che tutti gli amici, sono tutti amici della Barça, che lavorano alla Barça, sono miei amici, conoscenti. E purtroppo, dicevo, questi qua quando vengono chiamati lo fanno il lavoro, non è che. Però lo devono fare più spesso, perché i marciapiedi bisogna lavarli. E allora andiamo ad Andria per altri 2 giorni, questi altri 2. Abbiamo avuto la fortuna di ricevere da Dio, da Gesù, che torniamo a Barletta a lavorare. Grazie a Dio. Non sappiamo se vado bene o se vado male. Io ad Andria sono stato benissimo, ma veramente bene. Non posso dire A. Ho lavorato tantissimo, mattine e pomeriggi. Vediamo. Ecco qua.
Qui c'è un altro problema per quanto riguarda concerne il pullman, vedete, cioè, è possibile che un pullman bisogna farlo fermare qua quando abbiamo una distilleria abbandonata, vedete? Io ora farò una manovra che non dovrei fare perché mi sono venuto apposta per farvi vedere il pullman, cioè è stretto, lì c'era una distilleria abbandonata quando potevano fare parcheggi per i pullman e c'era molto più spazio, molto più parcheggio, molto più tranquillamente, uno non aveva paura che aveva investito, che aveva pigliato e le cose a zombafus che si fanno a Barletta, c'è mafia. E niente, allora signori, io voglio salutare tutti gli amici che mi state scrivendo, Anna La Cerenza, Andrea Pasquale, cioè ragazzi, ho visto Michele Di Pietro come al solito, un grande amico. Voglio salutare tutti quelli che ci scrivono e ci seguono come sempre. Vi auguro un buon mercoledì ragazzi, fate i bravi, non mangiate a sé, bevete, aiutate gli anziani perché con questo caldo loro stanno soffrendo tantissimo. Un saluto a chi veramente non sta bene, perché c'è tanta gente che non sta bene e sta nel letto per vari motivi. Con questo caldo io immagino, già è sofferente la persona, più con questo caldo non oso immaginare come sarà brutto. E soprattutto voglio salutare a chi li assiste a queste persone, perché chi li assiste con amore, con il cuore e con l'anima sono le persone che li fanno stare bene a quelle persone che nonostante tutto stanno malissimo, però se vengono accudite con amore, un sorriso sicuramente glielo fanno. E niente, che dire, vi auguro una bellissima giornata, un buon mercoledì, un saluto a tutti i francesi che state a Barletta, ma ce ne sono tantissimi. Ieri sono andato a Mattone a farmi una pizza con Enzo, c'erano tanti francesi, ma quanti francesi? C'era un gruppo di 28 persone, ma non erano barlettani, però erano di Canusa, sono venuti a Barletta a fare la pizza e li abbiamo regalati lo stesso i braccialetti di Barletta a Vesta, perché ci hanno riconosciuto e l'hanno voluto. Ieri era San Domenico, auguri a tutti i Domenico. E ci sono parecchi francesi dal Belgio a Barletta e ce ne sono tanti che sono partiti perché sono finite le ferie e le vacanze. Buon ritorno a chi purtroppo ci lascia, con la speranza di vedere un'altra Barletta viva, perché io la sto vedendo morta, una città veramente morta. Non lo so perché quest'estate io la vedo una città morta e non diamo solo colpa all'amministrazione, perché l'amministrazione vuole essere accesa, lo sappiamo. E che dire, vi auguro il meglio del meglio, una buona giornata. Ciao Giuseppe, una buona giornata, qualsiasi progetto che avete con Barletta Vest, che vi augura il meglio del meglio, vi riuscirà. Con questo vi saluto, vi auguro il meglio del meglio. Sono ripetitivo stamattina perché io non voglio mai il male di nessuno, voglio solo il meglio. Barletta e Avest, ciao da Lello il Rosso e un saluto a tutto lo staff.